Buon pomeriggio, buon lunedì, è l'appuntamento come sempre a quest'ora, all'inizio di settimana con Anteprima Corner per fare il punto, il bilancio di quello che è stato il fine settimana calcistico per Catania, Palermo e Messina. Come sempre cominciamo dalla Catania che nonostante l'ennesimo cambio alla guida tecnica, nonostante la sostituzione di Lucarelli che ha fatto la risoluzione contrattuale con la dirigenza e l'arrivo o comunque il ritorno di Zeuli che era già stato quando c'era stato sulla panchina rossa-azzurra al momento dell'allontanamento di Tabiani, non è che siano cambiate tantissimo le cose perché il Catania ancora una volta ieri non è riuscito a vincere. C'è stato qualche segnale, timido segnale nella ripresa, ma ancora una volta troppo imprecisa la formazione etnea sotto porta. Parleremo di questo, parleremo della classifica del Catania chiaramente e di quello che saranno i prossimi impegni degli etnei, dei rossazzurri, con Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, c'è tanto da dire, una squadra che certamente ancora non è convalescente, è una squadra ancora malata, quella del Catania. Zeuli ha però comunque subito chiarito, Catania giocherà, almeno così dovrebbe essere, con il 4-3-3, quindi nessun equivoco tattico, si dovrebbe continuare su questa strada, che ieri però non ha portato quei 3 punti che si speravano per allontanare, diciamo, la squadra da quello che è il limite della zona rossa. Angelo, lavori in corso, è giusto anche che Michele Zeoli abbia quel minimo di tempo, anche se di tempo ce n'è poco, per fare le sue scelte, fare le sue valutazioni, scelte che ti può dare soltanto la partita ufficiale. Zeoli ha il piccolo vantaggio di conoscere già la squadra perché era nello staff tecnico dei predecessori, però è ovvio che la percezione diretta di quelle che possono essere le espressioni della squadra ti arrivano sulla partita ufficiale quando tu sei primo allenatore. Dove chiaramente non deleghi a nessuno le scelte, ma le devi prendere proprio per il ruolo che ricopri. Io credo che lui abbia tratto di positivo quello che è emerso, diciamo, a sprazzi nel corso del secondo tempo, che è stata la parte di gara in cui il Catania ha avuto le migliori occasioni, ma ha anche rischiato perché era un po' il gioco della coperta, la tiravi da un lato, si accorciava dall'altro, quindi il Catania nel secondo tempo ha cercato di alzare i ritmi, di fare quella pressione alta che per scelta, Zeuri lo ha detto a fine partita, anche per conservazione fisica nel primo tempo era stata accantonata. Il Catania ha cominciato a fare pressione alta e attaccare lo spazio meglio nel secondo tempo. È chiaro che questa seconda parte di gara aveva dei protagonisti diversi rispetto alla prima, perché il Catania aveva nel frattempo perso Cianci, 6 punti di sutura alla testa, e Cicerelli, noie muscolari nel corso del primo tempo, e poi a inizio ripresa abbiamo visto in campo Rapisarda e Ndoi, e sono state 2 mosse che hanno in qualche modo dato benefici alla manovra del Catania. Rapisarda perché ha corso meglio e di più di Celli, anche se non sulla stessa corsia, ma l'ingresso di Rapisarda ha spostato Castellini a sinistra, quindi il Catania finalmente ha avuto una coppia di esterni bassi che hanno saputo interpretare meglio le 2 fasi rispetto a quello che si era visto nel primo tempo, e soprattutto l'ingresso di Ndoi, Angelo, secondo me ha dato delle geometrie e delle soluzioni diverse rispetto al primo tempo, per la capacità dell'ex Brescia anche di saper alzare la testa e cambiare gioco di 40-50 metri, per, diciamo, delle soluzioni meno prevedibili di quelle che avevamo visto nel primo tempo. È chiaro che manca, come dicevi giustamente tu, la stoccata sotto porta. Abbiamo ormai la certezza, se mai ce ne fosse bisogno, che Samuel Di Carmine è un insostituibile in questa squadra. Dietro di lui purtroppo c'è il vuoto a livello realizzativo, quindi l'assenza di Di Carmine, è già successo nelle ultime 2 partite, penalizza tutto quello che può essere lo sforzo, il lavoro, la compattezza che il Catania ha cercato di esprimere nel secondo tempo, perché manca proprio la finalizzazione, manca la stoccata decisiva. E in un momento così caldo della stagione, Angelo, e poi ti cedo la parola,
avere una certezza in avanti credo che sia assolutamente fondamentale, perché ogni partita, vista anche l'importanza della posta in palio, diventa sempre più equilibrata, e quindi avere una certezza all'interno dell'area di rigore credo che sia un fatto assolutamente imprescindibile. Volevo vedere assieme a te intanto i risultati, non la classifica, ma prima i risultati, perché il quadro della giornata, la 31esima, si completa proprio entro oggi, entro stasera, e quindi ci sono diverse partite ancora da giocare. Juve Stabia Taranto, Picerno Monterosi, Turris e Casertana sono tutte squadre, chiedo scusa, tutte sfide che in qualche modo interessano il Catania, ma su tutte Picerno, Monterosi, Turris e Casertana. Alessandro. Anche perché, Angelo, il Monopoli, e possiamo vedere anche la classifica magari Adesso sì, la con vediamo, certo. l'aiuto. Sì, anche perché il Monopoli, vincendo a Cerignola, si è portato a 29, quindi ha appaiato momentaneamente la Turris, e quindi il Catania, tra virgolette, deve tenere sotto controllo più squadre, perché anche il Monopoli a questo punto diventa un antagonista per la lotta per evitare i play-out. Anche in considerazione, Angelo, del fatto che venerdì può essere una giornata cruciale, perché aspettiamo stasera i risultati di Turris Casertana. Se possiamo vedere il prossimo Alessandro, turno, prima del prossimo turno, però, a proposito di quello che stai per dire, devo dirti che il prossimo avversario Cerignola ha esonerato Tisci esattamente, quindi Cerignola ha esonerato il tecnico Tisci, cosa e sta significa? andando Peppe Raffaele. E quindi insomma vedremo un po' cosa succede nel prossimo avversario del Cerignola. Certo, ogni volta c'è un cambio tecnico, ci si aspetta che possano cambiare le cose. Ieri con il Catania questo effetto non c'è stato, diciamocelo chiaramente, nel senso che non sono arrivati i 3 punti. Qualcosina si è visto nella ripresa, abbiamo detto, però ancora una volta c'è questo problema del gol. Allora, Sì, la classifica diciamo l'abbiamo il vista. prossimo turno, Il prossimo sì, turno lo vediamo subito. perché Vediamo. oltre a Catania Audace Cerignola, che si disputa di venerdì, perché il Catania poi avrà la partita di Coppa Italia il martedì a Padova, guardate a metà più o meno verso la fine della schermata, Monopoli Turris. Quindi il Catania, a mio avviso, per la partita di venerdì ha un'occasione ghiotta per mantenere o addirittura aumentare le distanze Tanto dalla aspettiamo zona l'esito della partita di Ist. stasera della Turris che gioca stasera. Assolutamente sì, però è abbastanza intuibile che se il Catania riuscisse finalmente a sfruttare il fattore campo con il Cerignola, in concomitanza della partita tra Monopoli e Turris, potrebbe anche mettere un mattone pesante nel raggiungimento dell'obiettivo salvezza diretta. Allora, sempre alla partita di ieri torniamo e vediamo appena un minuto di un estratto dell'intervento fatto da Monaco, il difensore Salvatore Monaco, al termine del match. Il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine, abbiamo avuto 4 occasioni nitide e ogni occasione, ogni azione ci incoraggiava, si sentiva il boato che ti caricava in maniera incredibile. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la partita, però ho visto grande compattezza di squadra, una grande solidità difensiva che era importante ritrovarci dopo la scorsa partita. Sappiamo che è un momento delicato e siamo sempre sul pezzo, io e i miei compagni, e daremo tutto per questa maglia fino alla fine. A me piace dare l'anima per i miei compagni e per la mia squadra, perché questa è la mia squadra e quindi cerco di fare il mio, di dare supporto morale ai compagni in campo, anche a volte verbalmente. Purtroppo ti ho detto non siamo riusciti a sbloccare la partita, però prendiamo questo punto e dobbiamo continuare a pedalare e pensare subito alla prossima. Allora, abbiamo sentito le parole di Monaco e proprio di Monaco adesso continuiamo a parlare, perché nella valutazione complessiva della gara di ieri risulta essere il top del match. Sì, complessivamente per diciamo, la continuità di rendimento che ha dimostrato nei 90 minuti più il recupero, ma in particolar modo, Angelo, per un intervento salva risultato a metà della ripresa, su una conclusione praticamente a colpo sicuro di Caturano, si è immolato e ha salvato insomma, un gol, ma anche prevenuto una situazione che
a quel punto della partita sarebbe diventata disastrosa se il Catania fosse passato in svantaggio. Al di là di questo, non lo abbiamo visto al 100% nelle ultime due partite per problemi diciamo di carattere fisico, l'abbiamo visto molto molto bene contro il Rimini nella semifinale di ritorno. Penso di poter dire, Angelo, che sia un punto fermo della retroguardia del Catania in questo momento, per quelli che abbiamo visto all'opera fino a questo momento. Forse la più alta espressione che abbiamo visto finora da gennaio in poi come rendimento della coppia centrale difensiva è stata Acquaini-Monaco. Speriamo insomma che Acquaini possa anche recuperare, ma anche Conte, che ieri diciamo che non ha demeritato. E Conte, lo ricordiamo, sarà il nostro ospite stasera a Corner. Sì, perfetto. Dico, Monaco in questo momento, tornando alla grafica, penso che rappresenti assolutamente un punto fermo nella retroguardia del Catania. Allora, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda il Catania, avremo modo stasera di approfondire determinate questioni, cercheremo di capire cosa potrà dare in questi giorni, in questa settimana di lavoro Zeoli alla squadra. Ieri nel dopogare è stato piuttosto, diciamo, chiaro, tocca a me trovare la soluzione e bisognerà trovare una soluzione lì davanti, perché effettivamente c'è questa carenza, grave carenza realizzativa degli attaccanti rosso. Zeoli ha un grande pregio, Angelo. Sì. Non è uno che cerca alibi, non fa dietrologie. Ma l'ha detto tocca a me. Persona seria, quello che c'è dice, quello che succede commenta, quindi in questo senso avremo sempre, a mio avviso, un interlocutore leale che potrà semplicemente raccogliere eventuali critiche, ma solo a fini costruttivi. Bene, grazie Alessandro, l'appuntamento stasera 20:45, come sempre su Telecolor. Parleremo della sfida di ieri tra il Catania e il Potenza, ma ci proietteremo anche alla prossima di campionato con il Cerignola e parleremo anche della Coppa Italia che arriva martedì. Fra pochissimo Palermo e Messina, in collegamento Marco Gullà e Sergio Colossi. Torniamo di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso apriamo il collegamento con Palermo. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Fra poco sentiremo anche Sergio Colosi a Messina, eccolo qui. Anche a te buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, bene, Angelo. bene, allora andiamo subito a Palermo, perché la vittoria di ieri, nonostante sia di misura, ha comunque restituito al Palermo la vittoria, i 3 punti, e quindi la possibilità di continuare a correre verso quello che è un traguardo certamente lontano oggi di una promozione diretta. Ci sono 7 punti tra la posizione attuale del Palermo e il secondo posto, però Corini continua a crederci. Non solo lui, Angelo, credo anche i tifosi. Insomma, i tifosi sono ovviamente inguaribili sognatori, così come inguaribili ottimisti, ma ci crede ad esempio anche Ranocchia, che ha parlato poc'anzi proprio ai microfoni del sito ufficiale del Palermo Calcio e ha detto appunto che la Serie A diretta e comunque resta un obiettivo del Palermo. È pur vero insomma che mancano 9 partite, sì, i punti di distacco sono 7, non sono però 17, non sono 15, quindi insomma 7 punti sono 2 vittorie e un pareggio. Ovvio che la Cremonese in questo momento è lanciatissima verso la Serie A, è la grande favorita assieme al Parma, però rispetto alla massima serie la Serie B ha un fattore che è quello dell'equilibrio. Se in Serie A ovviamente l'Inter è già praticamente scudettata e il Milan e la Juventus sono certi comunque della qualificazione alla zona Champions League, in Serie B non possiamo dire lo stesso, perché può succedere davvero di tutto. Ieri il Palermo ha vinto sul campo del Lecco, dell'ultima in classifica, ma come ha vinto? Ha vinto ovviamente con una prestazione non proprio brillante, ha vinto con un colpo di testa di Nedelciauru, e se ci fosse stato probabilmente un attacco del Lecco un po' più in vena,
probabilmente staremmo parlando di un pareggio, perché ieri comunque al di là dei 3 punti non c'è quasi nulla da prendere in questa trasferta. Ecco perché ti dico che comunque è un campionato equilibrato e ancora tutto è possibile. Ovvio che la prossima partita, magari ci arriviamo dopo, quella contro il Venezia in casa, è una gara fondamentale. Ci arriviamo dopo, dicevi tu, allora sentiamo il goleador, il bomber di turno, il difensore Nedalciano, che ha regalato questi 3 punti ai rosanero. Questo deve fare ogni calciatore, di stare pronto e quando mister lo chiama di entrare e di fare vedere che c'è anche lui, di rimanere dentro, di non uscire mai. Ci crediamo fino alla fine perché mancano 9 partite, sono 27 punti in gioco, può succedere di tutto. Noi pensiamo adesso solo alla prossima partita perché dobbiamo vincere e vogliamo vincere. Allora, abbiamo sentito il goleador, anche se di professione poi fa il difensore, però il Palermo è abituato a trovare questi gol, soprattutto di testa, che arrivano non dagli attaccanti. Il Palermo è una delle squadre, tanto c'è stata anche una classifica abbastanza speciale di qualche settimana fa. Palermo era la squadra che ha segnato più gol di testa in tutta Europa, anche più del City, del Liverpool o di altre formazioni come il Bayern, l'Leverkusen, che primeggiano nei loro campionati. Il Palermo insomma usa la testa, spesso la usa ovviamente per segnare, a volte magari la perde, come in occasione della gara contro il Brescia o contro la Ternana o del secondo tempo di Cremona, perché riavvolgendo un po' il nastro ti dico, Angelo, che la svolta proprio del campionato in negativo del Palermo è stata lì nel secondo tempo dello Zini. In positivo invece della Cremonese è stata proprio la svolta in positivo proprio della Cremonese, che dopo il Palermo ha soltanto vinto anche all'ultimo minuto, come è successo un po' anche nella gara di qualche settimana fa, ad esempio contro il Modena. Quindi insomma è un cambiato un po' tutto in quella partita, però il Palermo ci crede. E lì tra l'altro insomma, se non dovesse arrivare comunque la promozione diretta, il Palermo cercherà di piazzarsi nel miglior gradino possibile della zona playoff, proprio per avere poi dei vantaggi importanti in quello che comunque un po' tutti definiamo un nuovo campionato. Andiamo alla prossima partita, quella che dicevi tu è una partita chiave con il Venezia. Sì, è la partita probabilmente delle partite, perché se dovesse arrivare una vittoria il Palermo allora potrebbe sicuramente alimentare ulteriormente questo sogno della promozione diretta, accorcerebbe nei confronti del Venezia, che di punti di vantaggio sul Palermo ne ha 5. Chissà, potrebbe agguantare il Como e magari approfittare di uno svarione della Cremonese, di una defiance della Cremonese sul campo del Sud Tirol, che non è un campo assolutamente agevole. Quindi prima intanto deve battere il Venezia, e il Venezia, che in questo momento sta giocando, è una squadra assolutamente in forma. Ieri ha battuto il Bari di Beppe Iachini con il risultato di 3-1, ha un bomber che non dovrebbe giocare in Serie B, ma dovrebbe sicuramente calcare altri palcoscenici come Poyampalo, e poi sicuramente una squadra ben organizzata. Quindi è sicuramente una partita molto molto difficile, e se il Palermo affronterà questa gara come ha affrontato ieri la gara con il Lecco, non sarà sicuramente facile venire a capo. Benissimo, grazie allora a Marco Gullà, ci racconterai dell'avvicinamento a questa sfida contro il Venezia nel corso dei telegiornali nei prossimi giorni. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Adesso andiamo a Messina, un Messina che in qualche modo continua a sorprendere, perché sul campo di una delle squadre più in forma certamente del girone meridionale di Lega Pro, per quello che abbiamo visto chiaramente nelle ultime giornate dall'arrivo di Gaetano Auteri, ha strappato un punto, direi, da squadra di categoria, perché evidentemente è entrata nella mentalità di quello che significa giocare in Serie C. Sì, è entrata in questa mentalità e soprattutto fa gruppo, senza Emmausso e Manetta, che non sono due qualunque nel Messina, ma giocatori cardine. E ancora una volta il tecnico è riuscito a stravolgere il Messina, a ritornare al 4-3-3, ma soprattutto a operare per 6/11 una nuova formazione rispetto a quella che aveva perso contro il Crotone in maniera immeritata. È stato un Messina che ha avuto
avuto le sue difficoltà, perché ha preso un gol fortunoso da parte di Lanini, poi ha colpito la traversa con Zunno, prima ancora nella prima frazione di gioco il solito rigore eclatante non concesso anche in questo caso per un tocco evidente di braccio disteso da parte di Emanuele Terranova. Altri episodi negativi, occasioni sprecate, ma un Messina che ha chiuso lì il Benevento, che aveva fatto nelle ultime 11 gare 8 vittorie e 3 pareggi, passando dagli 11 punti di ritardo sulla Juve Stabia a 7 lunghezze, oggi 6, ma la Juve Stabia deve ancora giocare. Nonostante questo poi è arrivato il gol al 90esimo per un pareggio che è ampiamente meritato. Il Messina avrebbe potuto anche fare qualcosa in più, perché è stata di fatto l'unica squadra a tirare in porta, a impegnare soprattutto il portiere avversario, mentre ben poco ha dovuto fare Fumagalli. Perché un'altra buona prestazione del Messina è un punticino importante per la sua classifica. E sentiamo allora Frisenna, Giulio Frisenna, l'autore del gol che ha dato questo pareggio importante al Messina. Era importantissimo per la squadra a questo punto, perché già col Crotone avevamo fatto una grande prestazione e avevamo perso dei punti. Oggi stavamo facendo anche un'ottima prestazione, quindi andare a casa con un punto contro una grande squadra come il Benevento era fondamentale. Poi nel mio repertorio io cerco di tirare sempre. I gol che ho fatto quest'anno per fortuna l'ho fatti tutti da fuori area. Noi diciamo sempre di arrivare intanto all'obiettivo salvezza, però ormai pensiamo partita dopo partita e cerchiamo sempre di migliorarci. Quello che verrà noi ci prenderemo, però daremo sempre il massimo prima per la salvezza e poi se verrà qualcos'altro ancora meglio. Giocare a Messina è una grande piazza, quindi non mi fa tanto effetto da catanese, mi trovo bene a Messina, i tifosi mi trattano bene, la società benissimo, per non parlare dei miei compagni di squadra, quindi in questo momento è l'ambiente perfetto per un ragazzo come me, per crescere e per migliorare giorno dopo giorno. Siamo nell'ultimo minuto della nostra trasmissione. Sergio, torno da te per parlare dei prossimi impegni della squadra di Modica. Un Messina che ha voglia, evidentemente, lo si sente anche dall'entusiasmo con cui parla Frisenna, di sorprendere, perché no? Quella che stiamo vedendo è la classifica, adesso la vediamo. In questo momento il Messina è di fatto ad un solo punto dal 10° posto, che poi segna di fatto l'ingresso nei playoff. Quindi sta sognando, sta immaginando, coltiva questa possibilità. Sì, non c'è dubbio, e la verifica sarà importante. Sabato prossimo alle 18:30 a Latina, contro una formazione che ha vinto 3-1 a Crotone, anche con una certa sorpresa. L'appuntamento appunto è sabato alle 18:30, sempre di sabato, ma il 23 marzo invece ci sarà l'incontro casalingo contro il Foggia alle 14. Anche questa è una partita molto particolare, molto intensa, difficile, perché comunque il Foggia è un'altra di quelle formazioni in risalita. Messina che potrà, dopo la gara con il Latina, avere maggiori certezze, anche se ne ha avute tante in questi ultimi 3 mesi, e dimostrando appunto di meritare il posto che occupa, anzi meriterebbe qualcosina in più certamente, visto come sono andate spesso le partite. Grazie allora a Sergio Golosi per il suo intervento. Noi ci ritroviamo con anteprima, come sempre, alla prossima settimana, lunedì, per parlare di quello che sarà stato poi il weekend calcistico per le siciliane. Vi segnalo che questa puntata, così come tutte le altre, potrete rivederla anche sulla Sicilia Web, quella di Anteprima Corner. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento stasera 20:45 su Telecolor, c'è Corner, ospite in studio il difensore del Catania Ivan Contek. Auguro a tutti buon pomeriggio.